molto carica. Grazie signora, arrivederci. A fare qualcosa anche per noi. Buona campagna. Arrivederci. E allora io mi sono dimessa prima e tra l'altro dimettendomi prima, dopo 23 anni che nessuno aveva mai fatto un gesto, corro da libera cittadina. E credo che i veneti apprezzano che uno finalmente, una donna, fa quello che non fa nessuno. Bravo. La convincerò perché non voglio deludere chi mi ha dato la fiducia. Auguri. Grazie. È la prima volta che la politica dei piani alti scende nella gente. Qui siamo adesso in 5 medici che lavoriamo, ma alla fine di febbraio ci scade il contratto il primo anno con l'USL e stiamo aspettando che la regione firmi il contratto di esercizio. Quando sono arrivati erano commossi perché non avevano mai visto un politico arrivare fino lì. E non voglio avere un cittadino veneto che mi dice sì ma tu sei qua ma dovresti star là perché te c'è lo stipendio. Per cui io ho deciso di farlo prima. Piccolo saluto e dopo a voi la possibilità di mitragliare con domande. In che modo la regione può sostenere la scuola? Hai centrato uno dei temi più importanti. Oggi in Veneto le scuole professionali sono da 5 mesi che questi non hanno lo stipendio. Dobbiamo sostenere quelle, prima di tutto, che fanno anche formazione e che fanno anche sociale. Tra Padova e Verona noi siamo dimenticati dal turismo e ne abbiamo, vogliamo anche cambiare pelle, non più città industriale ma anche città che offre una piazza che non è uguale in Veneti. Partigiano democristiano, lui mi ha sempre detto, mi raccomando, la cosa importante è avere le mani pulite. Questi sono valori, no Giuseppe, principi che ci hanno trasmessi, no, di cui non ti spogli mai,